Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Telecamere per monitorare 24 ore su 24 i giardini di Via Tasso a Mestre. Sono iniziati in queste ore i lavori che dureranno circa 7 giorni, durante i quali l'area verrà chiusa al pubblico per l'installazione di 4 nuovi occhi elettronici. Si tratta di un intervento fortemente voluto dal sindaco Luigi Brugnaro, che anche recentemente aveva effettuato dei sopralluoghi per rendersi conto personalmente della situazione. Una volta collaudate, le telecamere saranno connesse con la Smart Control Room, da dove il centro operativo telecomunicazioni e videosorveglianza della polizia locale potrà gestirle da remoto per ricercare dettagli necessari ad individuare i responsabili di attività illecite. E torna 10 volte sicurezza, il consueto ciclo di appuntamenti gratuiti di Unis&F dedicato alla sicurezza sul lavoro, giunto alla 7ª edizione. La società di formazione di Confindustria Veneto Est conferma ancora una volta la sua vocazione alla divulgazione, oltre che alla formazione su un tema sempre più di stretta attualità, visti i recenti fatti di cronaca e dopo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cultura della sicurezza deve permeare le istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro. 10 volte sicurezza prende il via il prossimo 10 ottobre. Fino al 21 novembre vedrà un alternarsi di appuntamenti di eventi in diretta streaming. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Tutto pronto per la Festa degli Angeli, la 3 giorni di manifestazioni in programma a Carpenedo da sabato 30 settembre a lunedì 2 ottobre. 3 giorni, dicevamo, caratterizzati da socialità, momenti di intrattenimento anche spettacolari, ma soprattutto solidarietà, dal momento che il ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. In particolare servirà a rendere più accogliente e a misura di bambino l'ingresso al pronto soccorso. Nell'ambito dell'iniziativa sarà possibile fare le offerte soprattutto in occasione del concerto della Polifonica Benedetto Marcello e Kolbe Children's Choir, che avrà comunque ingresso libero, in programma sabato 30 settembre alle 20:45 e del pranzo di comunità di domenica 1 ottobre alle 13 in patronato. Passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio Meteorologico del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, ha diramato un'allerta maltempo, oltre che per la serata di oggi, venerdì 22 settembre, anche per il pomeriggio-sera di domani, sabato 23 settembre, per possibilità di temporali anche associati a fenomeni intensi, vale a dire forti raffiche di vento e rovesci. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.